Vengo tra voi per condividere la comune fede e la gioia del Vangelo. Il saluto di Monsignor Tanasini alle comunità che incontrerà nella seconda visita pastorale. Il percorso è iniziato a Rivarola. Piccole comunità tenaci e creative. Siamo stati a Santa Giulia di Lavagna, una parrocchia vivace che vive nella speranza e custodisce come un tesoro l'asilo parrocchiale. Prosegue l'allestimento dei ponteggi per avviare il primo lotto del restauro conservativo della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Occorre il sostegno di tutti per poter completare l'opera. Dibattito a più voci a Lavagna sull'invito del Papa a mettersi in politica, con la P maiuscola. I giovani sono chiamati ad aprirsi agli altri, a conoscere i meccanismi della democrazia locale. Una giornata di studio per conoscere meglio l'ebraismo. Si terrà sabato a Chiavari per iniziativa delle chiese cristiane del Tigullio, in programma anche la visita alla sinagoga di Genova. Dal Libano alla Terra Santa fino al Sudafrica sono state selezionate le mete dei pellegrinaggi diocesani per il 2019, per ogni viaggio al centro l'incontro con le comunità locali. Benvenuti ad una nuova puntata di Noi Chiesa, che apriamo con la visita pastorale inaugurata dal Vescovo Alberto Tanasini domenica scorsa nella chiesa di Rivarola di Carasco. Il Vescovo si è rivolto idealmente a tutti i fedeli che incontrerà nel corso dell'anno e mezzo in cui si snoderà la visita pastorale. Ai fedeli del Vicariato di Stulla e Graveglia ha detto: vengo tra voi per condividere la fede comune e la gioia del Vangelo. Sentiamo. Avviene per condividere la nostra fede comune, soprattutto per vivere la gioia del Vangelo. Il saluto del Vescovo ai fedeli di Rivarola di Carasco va idealmente a tutte le comunità che incontrerà nel corso della visita pastorale. La riflessione di Monsignor Alberto Tanasini parte da una domanda: il Vangelo vissuto ci riempie davvero di gioia? La vita di fede ha sempre più bisogno di testimonianze, soprattutto per i giovani. Testimoni di una tradizione sempre attuale sono i componenti della confraternita di San Rocco, che già attuano un cammino di condivisione tra le parrocchie di Graveglia, Rivarola e Paggi. Comprende tutte e tre le parrocchie, comprende. Sono state fuse perché sono realtà piccoline, e allora abbiamo cercato di fare un insieme, tanto più che poi il parroco è solo, ce n'è uno solo, quindi comprende. Poi forse come risultato di tutte le varie traversie storiche è l'ultima che c'è rimasta, ecco, c'erano tante confraternite, ma adesso c'è rimasta San Rocco. Lei è di Paggi, quindi la comunità qui vicina, ecco, quanto è importante mantenere anche queste tradizioni? Ma tanto, perché se si è uniti si riesce sempre a fare qualcosa, e comprende anche una cappella, le parrocchie che abbiamo parlato, la cappella di Sant'Alberto su in cima al monte, di cui facciamo parte e celebriamo almeno 3 volte all'anno. Voi siete una sorta di consiglio direttivo della confraternita? Facciamo quello che c'è da fare, magari ci occupiamo oltre anche dell'organizzazione della festa, per raccogliere fondi, per mantenere la tradizione. È un aiuto anche che date al parroco nell'attività? Indubbiamente, sì, perché tutto contribuisce alla crescita della parrocchia. Il fatto di mettere insieme le forze aiuta anche nel vostro compito? Certamente, sì, certamente. Il fatto di integrarsi è importante, specialmente in questi tempi qua, che l'integrazione si sta quasi smantellando, quindi il fatto di essere uniti, avere più o meno le stesse idee, di incontrarci è importante, certamente, sì. Adesso quali sono i vostri progetti? Adesso è iniziata la visita pastorale del Vescovo, stamattina eravate qua presenti in chiesa ad accoglierlo. E poi cominceremo, di solito noi ci occupiamo della festa della Madonna quando c'è a settembre, e poi altri impegni così che adesso di preciso non so quali saranno per noi, ecco. Comunque cercheremo di fare sempre quello che del meglio per mantenere viva la comunità, e più che altro tenerla aggregata, e che si possa continuare a fare un po' comunità, ecco, anche se è difficile, è sempre più difficile essere comunità in questo momento.
Il Vescovo diceva che i giovani hanno bisogno di testimonianze, sicuramente anche la vostra è una testimonianza importante. Sarà poca cosa, però cerchiamo di farlo, almeno speriamo che poi ci sia sempre un rinnovarsi di forze, perché sennò poi alla lunga pesa. Anche i giovani hanno intrapreso un cammino comunitario che li porta a condividere diversi momenti sia liturgici sia solidali. Quante volte provate la settimana quando vi vedete? Dipende un po' da periodo, però se riusciamo cerchiamo di mantenere un giorno alla settimana, poi magari in periodi ci si vede un po' di più, però dipende. Cerchiamo di mantenere un appuntamento fisso comunque. Grazie a loro che cantano, che ci mettono la voglia di trovarci la settimana, una sera, e la dedicano al canto. E grazie ad Elisa che anche lei ci supporta durante questi momenti. Quanto è importante mantenere vive anche queste tradizioni, anche per fare gruppo, per mantenere vive anche queste comunità parrocchiali? Sicuramente è importante, poi comunque il canto è importante, animare la messa comunque è proprio, dà una carica quasi in più. Quando una messa è cantata e animata bene è quasi più piacevole partecipare. Chi canta prega 2 volte, no? Esatto, sì. Che attività fate insieme? Il coro abbiamo visto che già si riunisce e ha dato anche una bella esibizione, ma poi ci sono altre attività? Come ha detto il Donne alla Messa, noi facciamo le pizze d'altro mondo, che è un'iniziativa che mandiamo avanti da qualche anno. Facciamo le pizze noi, poi le persone vengono a prendere da Sporto e il ricavato va dei nostri ragazzi, dei nostri amici che sono in Costa d'Avorio e in Perù. Oppure altre iniziative sono per esempio altre iniziative con i bambini di catechismo, feste, per esempio alcune volte facciamo degli incontri con i genitori, con cene condivise e nient'altro. In questo senso voi già sperimentate il vivere in condivisione e il lavorare in condivisione? Sì, sempre. Noi siamo 3 parrocchie ma siamo una sola. Facciamo sempre tutto insieme con Don Enrico che ci supporta e ci sopporta. Com'è la comunità di Rivarola? È una comunità piccola ma molto carica di ragazzi e tante iniziative. Poi noi ci uniamo a Graveglia e a Paggi e facciamo tante cose insieme e niente, è piccola ma bella. Proprio dai giovani è decollato il cammino d'ambito che unisce le 3 parrocchie alle comunità di San Salvatore e di Cogorno. La collaborazione c'è già tra le 3 parrocchie, più tra Rivarola e Paggi, ma per questioni logistiche più che perché Paggi è un po' più in alto e più difficile da raggiungere, ma tra Rivarola e Paggi c'è questo scambio sia a livello di feste che a livello catechistico, dove si lavora insieme, dove ci sono catechisti di ambedue, di tutte e 3 le parrocchie. Ecco. Quindi il Vescovo naturalmente ci aiuta a crescere in questo anche per il futuro, perché il futuro andrà in una certa direzione, almeno dicono. Come sono queste comunità parrocchiali? Potrebbero essere forse meglio, perché ognuno le sogna più in alto, però sono comunità abbastanza vive sia dal punto di vista della liturgia che della catechesi. Per difficoltà a Rivarola, che sarebbe anche la più numerosa per la posizione della Chiesa, ma anche le frazioni che sono più distanti, la partecipazione è un po' minore nel senso della liturgia domenicale, però non è che non celebrano l'Eucarestia, perché se vado a Carasco qualche volta a sostituire Don Paolo o anche a Caperana ci trovo dei miei fedeli parrocchiani, quindi vuol dire che ci sono delle difficoltà. Una volta venivano a piedi, ma oggi anche sta salita non è che aiuta, soprattutto gli anziani. C'è una bella realtà anche giovanile che si impegna anche in ambito solidale, abbiamo sentito anche alcune testimonianze. Il Vescovo parlava della necessità di dare testimonianza a questi giovani per trasmettere la fede, ormai la fede ha bisogno di testimonianze. Ha bisogno di testimonianze, ma i giovani mi sembra che sono impegnati in questo senso, ma anche gli anziani è più difficile farli collaborare, però il tentativo di collaborare insieme tra giovani e anziani lo tentiamo, poi
le vedute non sono sempre in sintonia, ma forse le diversità ci aiutano a crescere, no? A capire anche che le ragioni per cui c'è un dire diverso, un vedere le cose in modo diverso. Forse anche questo è un modo per aiutarci a crescere, a leggere di più la realtà alla luce della fede, no? Con lo sguardo di Dio. La visita del Vescovo in questo senso viene a rafforzare questo cammino? Penso di sì, mi sembra di sì, anche proprio dalle parole iniziali di questa seconda tornata che lui fa in mezzo a noi. E il lavorare in ambiti in qualche modo sta cementando, sta aiutando questa condivisione delle necessità anche per sopperire a dei bisogni. Abbiamo cominciato a livello giovanile per adesso con Don Maurizio e facciamo degli incontri soprattutto nelle post-cresima, abbiamo iniziato quest'anno a farli insieme, quindi qualche volta vengono loro qui, qualche volta andiamo là e poi penso che sia bello rivederci come vicariato tutti insieme quella giornata che faremo col Vescovo, perché anche questo aiuta a capire che anche se siamo pochi, o se sono pochi, però ci sono tanti pochi che messi insieme fanno tanto. Ecco. La nostra emittente Telepace sta svolgendo un percorso attraverso le comunità parrocchiali diocesane per la trasmissione della Santa Messa domenicale in diretta. Domenica scorsa siamo stati nella comunità parrocchiale di Santa Giulia a Lavagna, la chiesa che si trova sulle alture lavagnesi, è una piccola comunità tenace e creativa. Abbiamo fatto alcune interviste realizzate proprio al termine della celebrazione dell'Eucaristia. Lei è parroco a Sorlana e Santa Giulia da circa 1 anno e mezzo. Quale realtà ha trovato e le vorrei chiedere anche come vivono e sopravvivono queste parrocchie, diciamo un po' di periferia. Allora io ho trovato una realtà bella, diciamo perché anche la comunità che ho trovato è una comunità che nel tempo è stata costruita da sacerdoti che hanno speso molto e quindi una comunità vivace. Certo siamo una comunità un po' dispersa, nel senso che il territorio parrocchiale è abbastanza disperso, però devo dire che c'è veramente una comunità ancora legata alla propria storia, alla propria tradizione, alla propria fede, diciamo così. Ci sono anche tante persone che provengono da fuori, ci sono seconde case, però devo dire che comunque c'è diciamo, per quelli che sono originari qui della frazione, sia qui come a Sorlana, c'è proprio il senso dell'identità, ecco, dell'essere di Santa Giulia. Ecco. E sì, certamente le nostre comunità non sono comunità grandi, numericamente non sono grandi, però come dire... Direi il verbo sopravvivere non mi piace, direi che vivono chiaramente con i limiti che però poi ci sono in tutte le comunità e forse con qualche fatica in più, però come dire anche con tanta speranza, con tanto desiderio di non perdere diciamo, questo legame profondo con la comunità, con il territorio e poi di non perdere soprattutto il legame con il Signore. Ecco. Il Vangelo di oggi è il Vangelo delle Beatitudini. Come siamo capaci di viverle oggi queste beatitudini? La prima è riferimento alla povertà. Ecco, lei ha fatto un riferimento oggi durante l'omelia alla povertà vista da un punto di vista un po' particolare. Ma sì, perché io credo che esiste certamente purtroppo la povertà dei mezzi, delle risorse e tantissima gente è povera in questo senso. Noi dobbiamo lavorare perché la povertà diminuisca, però credo che lo sguardo di Gesù sia stato molto più profondo. Ecco, c'è una povertà insita nel cuore dell'uomo. Quando la riconosciamo, questa povertà può diventare la nostra ricchezza perché ci avvicina a Dio, perché ci dà il senso del nostro limite, ma anche ci fa percepire il fatto che Dio ci ama nonostante noi siamo poveri. Quindi il regno di Dio noi lo vediamo quando sentiamo la
siamo consapevoli di questa nostra fragilità. Dall'altra parte c'è purtroppo l'arroganza, la superbia della ricchezza di chi pensa di bastare a se stesso ma non si rende conto che in realtà quando ha tutto in realtà è quando non ha proprio nulla. Ecco. Siamo con alcuni parrocchiani di Santa Giulia, sentiamo un attimo di che cosa si occupano e un po' della vita della comunità. Siamo più o meno 20 anni che facciamo questo mestiere e insomma, ci piace, siamo un piccolo gruppo, un po' che ogni tanto qualche persona arriva, qualche persona va, però cerchiamo sempre di fare il nostro servizio liturgico tutte le domeniche nelle feste della parrocchia, la festa di Santa Giulia, Madonna del Rosario e le classiche feste comandate, o quando c'è qualche altra occasione. Ecco, una delle attività collegate alla parrocchia è lo storico asilo parrocchiale, che oggi vanta all'incirca, mi dicevano, 21 bambini. È un bellissimo ambiente, poi vedremo un po' di immagini, ed è un ambiente però diciamo che essendo parrocchiale va anche sostenuto, e una volta all'anno si organizza una sagra che è molto famosa qua per il territorio di Lavagna, dove partecipano oltre a moltissimi turisti anche gli abitanti della cittadina, e parliamo un attimo con alcune volontarie che si occupano poi di questa, dell'organizzazione di questa sagra. Quando è la sagra? La sagra si svolge il primo weekend di agosto, venerdì, sabato e domenica, e credo che sia una bella opportunità per la comunità di Santa Giulia in primis, e poi anche per altre comunità, perché comunque i volontari non sono solo della parrocchia di Santa Giulia, ma collaborano con noi anche i volontari della parrocchia di Cavi Arenelle, Cavi Borgo, alcuni di Sorlana e quindi anche Sestri, quindi è un modo per tenere unite le persone, per svolgere 5 giorni diversi all'anno nell'aspetto quotidiano, dove c'è tanto impegno, tanta dedizione, dagli adulti ai bambini, quindi coinvolgono un po' tutti e tutti collaborano come possono con le materie prime che abbiamo, con impegno, a volte anche con fatica, perché comunque è un carico di lavoro abbastanza grande. Chiediamo invece i piatti della sagra. Allora, sicuramente è la sagra della focaccia con la salvia, quindi quella è immancabile, cerchiamo quindi di accompagnarla a tutti i piatti, e poi immancabile abbiamo sempre l'assado, mentre da qualche anno abbiamo cominciato a fare anche la porchetta per il venerdì sera, per proporre una serata un po' diversa, e i testailleux che facciamo noi col pesto, anche qua col basilico, possibilmente sempre della zona, i dolci sono il nostro cavallo di battaglia perché sono fatti tutti in casa, e da qualche anno sono soprattutto le mamme dell'asilo che si adoperano soprattutto per i dolci, perché qualche anno, appunto, come dicevate anche voi prima, che il ricavato della sagra poi viene utilizzato per finanziare il mantenimento dell'asilo parrocchiale, quindi c'è anche la volontà di tutta la comunità di impegnarsi perché questo baluardo della comunità continui a sopravvivere. L'asilo parrocchiale per moltissimi anni è stato gestito da delle suore che purtroppo per motivi loro di organizzazione da quest'anno non sono più presenti. L'auspicio ovviamente è quello che sia solo una questione temporanea, questa, che le suore possano rientrare. Sì, dovrebbero rientrare entro 3 anni, almeno questo ci è stato promesso, e attualmente l'asilo ha ovviamente delle altre persone che lo gestiscono, e mi sembra nel modo ottimale, per cui sta andando avanti bene, i bambini ci sono e cerchiamo un po' tutti di incrementare, perché intanto è in un contesto bellissimo, i bambini vivono molto all'aperto, quindi direi che sarebbe un peccato perderlo, anche perché è un punto di forza, è l'unica cosa che ci rimane, direi, e quindi dobbiamo a tutti i costi cercare di incrementare, ecco, perché è importante, è un punto veramente di forza, quindi le nuove leve arrivano e partiranno da qui, è importante. Si è completato l'allestimento della prima parte dei cantieri all'interno della chiesa cattedrale di Chiavari. Da lunedì prossimo riprenderanno le celebrazioni all'interno della cattedrale, quindi prenderà la sua piena funzionalità, benché i lavori si protrarranno sino alla fine dell'anno. Prosegue intanto la raccolta fondi proprio per sostenere questa imponente opera. Sentiamo. Il portone della cattedrale è chiuso. Che cosa sta succedendo all'interno? La cattedrale, il portone è chiuso perché si stanno facendo dei lavori interni, come abbiamo già avuto modo di dire.
è arrivato un carico di ponteggi che sono poi stati scaricati all'interno, no? Nella zona cantiere e che sono già stati messi anche in piedi alcuni per cominciare ad arrivare ai 44 metri dove bisogna arrivare. Quindi la chiesa è chiusa evidentemente perché non si può celebrare né pregare in una condizione in cui c'è molto rumore, ci sono parole, più che parole, più che voci, è proprio il rumore dei ponteggi metallici, eccetera, eccetera. Quanto durerà più o meno la fase di allestimento dell'impalcatura? Ma a quanto dicono i tecnici dovrebbe girarsi sul mese, poco meno di un mese, il tempo di allestimento definitivo, diciamo, dei ponteggi. Poi quindi praticamente il mese di febbraio e gli inizi di mese di marzo saranno occupati alla installazione dei ponteggi. In analogia, durante la settimana, quindi la cattedrale rimane chiusa. Dal lunedì al venerdì, quindi, tutte le funzioni che si svolgono in cattedrale dove vengono trasferite? Allora, le funzioni le trasferite nella cappella del seminario, che è in grado di contenere certamente i fedeli delle celebrazioni liturgiche feriali, quotidiane, no? E lì anche la possibilità di confessarsi, per quanto evidentemente il disagio rispetto a prima in qualche modo bisogna attraversarlo, ecco. Poi, come abbiamo già detto, il sabato e la domenica le celebrazioni si svolgono ancora nella chiesa cattedrale, anche qui in condizioni, diciamo, un po' differenti dal solito, perché troveremo ponteggi, troveremo aree di cantiere durante le celebrazioni, ma questo è il pedaggio che bisogna pagare. Quello che si sta approntando è il cantiere per il primo lotto di interventi, per un restauro complessivo molto costoso. La cattedrale in questo momento ha le risorse per affrontare questo intervento? La cattedrale in questo momento ha gli occhi per piangere, lo fa abbondantemente, no? Perché non esistono possibilità economiche che possano sostenere, non dico il peso oneroso del totale del progetto, ma anche i lotti che andremo man mano affrontando nel ristoro dei lotti e anche pagando quel che c'è da pagare. Ecco, questo, neanche i soldi per questo spezzatino di pagamenti, oltre che spezzatino di interventi. E quindi, come già sapete, ormai l'abbiamo detto in tutte le salse, partiamo col primo lotto perché c'è stata fatta una erogazione liberale e pesante che permette l'intervento dalla cupola della cattedrale. La cupola, cioè la parte interna della cupola, che va tutta rivisitata, no? Stucchi, tonaci, decorazione e quant'altro ci sia, e controllo anche sui transetti laterali. Per questo, diciamo, per questa parte abbiamo, per appunto la sensibilità verso chi ha donato quello che era necessario per fare questo intervento, ci siamo. E adesso comincia la storia di andare a cercare il resto. Faccio un esempio per farvi capire. Se dopo il primo lotto, col ponteggio messo su, e il ponteggio messo su sono decine di migliaia di euro, messo su e tirato giù, bisogna smontarlo perché non ci sono più i fondi per andare avanti col lavoro, no? Capite che la cifra aumenta, diventa più. Quindi se nel frattempo riusciamo in qualche modo a raccogliere fondi che siano in grado di rispondere
agli interventi previsti, no? E allora per esempio su quell'aspetto lì possiamo risparmiare. Prossimi lotti sono quelli dei transetti laterali, la navata centrale e il coro e l'abside. Sono 5 lotti per un totale di 3,5 milioni di euro, non bruscolotti. Quindi noi chiederemo a tutta la gente, a tutti i fedeli della Madonna dell'Orta innanzitutto, ma ai chiavaresi, per il quale la Madonna dell'Orta è comunque un segno, no? Ai turisti villeggianti e alla semplice gente, alla gente semplice, quindi un contributo e un aiuto per andare avanti. Da ultimo vorrei dire che tutti i soldi erogati, siano essi erogati da aziende, da imprese, sia erogati da privati, no? Sono deducibili, no? Ai fini dell'IRPEF. Quindi questo è un vantaggio, insomma, che può essere utilizzato, no? E insieme facendo insieme un'operazione molto interessante sotto tanti punti di vista, cioè dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista artistico e dal punto di vista identitario, dico io. Nella chiesa di Maria Madre a Lavagna si è svolto un incontro dal titolo In politica con la P maiuscola. L'incontro fa seguito ad un esplicito invito di Papa Francesco. I giovani sono stati chiamati ad aprirsi agli altri e a conoscere i meccanismi della democrazia locale. Politica con la P maiuscola, dibattito anche molto interessante e vivace a Maria Madre della Chiesa per desiderio della consulta diocesana di pastorale giovanile. Cosa significa fare politica con la P maiuscola? Non solo in senso elettivo, è un desiderio molto vasto quello che si cerca di suscitare nei giovani. Sì, senz'altro è così. Poi P con la P maiuscola, l'abbiamo detto anche questa sera, è innanzitutto dare una disponibilità per gli altri, è leggersi e leggere l'altro all'interno di una società e leggere la società, il contesto cittadino, il contesto provinciale, non esistono più le province, ma regionale e nazionale, come il luogo in cui poter realizzare se stessi e quindi un proprio bene e un bene comune, perché il bene di ciascuno dipende dalla realizzazione di beni più grandi che riguardano tutti. E si può partire anche dall'associazionismo. Che palestra è questa? Ma l'associazionismo è una palestra politica innanzitutto democratica. Presuppone aderire a un'associazione, fa quindi scegliere di farne parte e oggi scegliere di far parte di qualcosa a volte è molto difficile. E poi ha tutti dei meccanismi che sono in piccolo i meccanismi della nostra democrazia, cioè aderire in maniera esplicita, a volte mediante un tesseramento e poi eleggere all'interno, io dico di una qualsiasi associazione laica, oggi in Italia, civile, che abbia degli scopi, come dire, buoni, eleggere i rappresentanti, eleggere le persone secondo una gerarchia ben precisa che poi l'associazione prevede all'interno magari di uno statuto. Questo è già un esercizio di politica democratica. La politica con la P maiuscola, ma dopo un po' di anni di impegno politico, è deluso? Può dire che ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena assolutamente. Sono stati anni bellissimi e nel contempo complicati per la responsabilità che ha chi si avventura, si avvicina alla politica ricoprendo poi ruoli istituzionali, quindi di rappresentanza di altri, delle persone, quindi la responsabilità è molto, molto alta. Però come dicevo questa sera durante questo momento di incontro, peraltro molto interessante, la gioia che provi quando riesci a fare qualcosa per il prossimo ti ripaga di tutti i sacrifici anche personali che la politica ti impone, ad esempio quello di sottrarre spazio alla propria famiglia e alla propria vita privata, però ribadisco ne è valsa la pena. Insomma. Un consiglio pratico per un giovane?
Per un giovane io, come ho detto, ecco, il suggerimento che darei è quello di andare ai consigli comunali. Cominciare da lì, sentire un po', parlare del proprio territorio, della propria comunità, delle cose che si fanno, delle difficoltà che ci sono, per poter poi formulare un giudizio anche più consapevole, e chissà che qualcuno magari non si appassioni e poi insomma si avvicini e domani possa ricoprire ruoli di rappresentanza come io ho avuto la fortuna di fare, insomma. A pochi mesi dalla tua primissima elezione in Consiglio Comunale, cosa hai imparato? Le cose che ho imparato in realtà sono tante, sia anche prima della mia elezione, perché ho imparato cosa vuol dire fare una campagna elettorale, cosa vuol dire partecipare poi il giorno delle elezioni, e poi tutto il processo che c'è dopo, l'insediamento del Consiglio, le regole di un Consiglio comunale e soprattutto la conoscenza di una macchina comunale, perché è veramente una macchina, è qualcosa di veramente complesso che deve prendersi cura di tutta una realtà come Sestri Levante, di una realtà, di una cittadina di 20.000 abitanti con desideri, bisogni, che il comune deve prendersene carico, e quindi è un bel compito. Sto imparando a fare questo compito al meglio, diciamo. Sui giovani ci sono sempre tante aspettative e tanti giudizi negativi. Tu come li vivi? Ma non lo so, in realtà non ci faccio tanto caso, se devo dire, perché la mia era una lista di giovani, però non era la nostra qualità, secondo me, principale. La nostra qualità era il fatto di essere ragazzi appassionati della propria città, di avere altre passioni e che si sono messi al servizio del pubblico. E quindi andiamo avanti nonostante ci siano giudizi negativi e proviamo a fare qualcosa di bello per la nostra città. Hai un progetto in mente? Sì, sogniamo appunto di creare un percorso nei prossimi mesi che porterà alla creazione di un manifesto dei giovani da far conoscere all'amministrazione pubblica, e poi non sappiamo in realtà cosa accadrà, perché non conoscendo ancora i desideri e i bisogni di questi giovani, chissà cosa esce. Quindi ecco, un processo che sì, porterà alla creazione di un manifesto, ma da lì sarà tutto, vediamo, sarà tutto un divenire. La politica con la P maiuscola, lei parlando del suo lavoro ha detto che l'altro è appassionante. È stato questo che ha motivato il suo impegno tutti questi anni? Sì, sicuramente perché l'incontro con l'altro, la possibilità di entrare nelle storie, nelle vite, di cercare di trovare le risorse nostre, loro, per risolvere i problemi, è stata una cosa nutriente, una cosa arricchente. Faticosa, ma sicuramente arricchente. Credo di aver guadagnato di più di quel che ho dato. A un giovane che cosa consiglia oggi che volesse davvero mettere le mani in pasta per il bene degli altri? Di occuparsi degli altri a tutto campo, nel senso di pensare alla politica davvero come una cosa che appartiene alla vita di tutti i giorni, cioè, quindi informarsi su quello che succede in generale, leggere il giornale, cercare di capire, di ascoltare, di parlare con le persone che possono avere dei problemi oppure con le persone che possono avere delle idee, quindi scambiare tanto, sicuramente questo, cioè essere aperti allo scambio e alla conoscenza. Questo può motivare poi davvero anche il muoversi politico di una persona. Sabato dalle 9 alle 13 nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Chiavari le chiese cristiane del Tigullio organizzano una giornata di studi sull'ebraismo. Interverrà Giampaolo Anderlini, redattore della rivista Quoll sul dialogo ebraico-cristiano. Nell'occasione sarà anche presentato il corso di introduzione al dialogo interreligioso della Scuola di Teologia Mater Ecclesiae. È un'iniziativa che abbiamo preso già l'anno scorso nel desiderio appunto di dedicare un po' di tempo a studiare, aiutati da alcuni maestri, a conoscere quindi più da vicino ciò che poi ci muove nel presentare e vivere i momenti della preghiera ecumenica, ad esempio, o gli incontri del dialogo.
L'anno scorso appunto il tema generale, ci aveva aiutati il teologo Brunetto Salvarani, era quello del dialogo. Quest'anno abbiamo pensato di approfondire in particolare il mondo dell'ebraismo, che è un po' la primissima realtà con la quale noi cristiani dobbiamo entrare in dialogo. Perché l'urgenza di approfondire proprio il tema che riguarda l'ebraismo? Ma perché il cristianesimo, come dire, fiorisce, no? Sull'esperienza ebraica, condividiamo tantissimo e possiamo in qualche modo pensare al dialogo appunto con gli ebrei come al paradigma di ogni altro dialogo. E a questo ci richiama anche proprio recentemente Papa Francesco. È uscito un testo che è fatto insieme da ebrei e cristiani a commento di alcuni testi biblici. Papa Francesco, si chiama la Bibbia dell'amicizia, invita proprio i cristiani, cito dalla introduzione: è di vitale importanza per i cristiani scoprire e promuovere la conoscenza della tradizione ebraica, tenendo conto anche, come lui ricorda, che alle spalle abbiamo 19 secoli di antigiudaismo cristiano, quindi c'è una conversione da compiere che è già in atto, che chiede anche un po' questa fatica, ma questa bellezza, io dico, della conoscenza e anche dell'incontro. Come sarà strutturata la giornata? Appunto, sabato 23 sarà tutta la mattinata intensa, ci guiderà un altro maestro, Giampaolo Anderlini, professore che viene da Parma, redattore della rivista Col, esperto di ebraismo. E la cosa bella è che quest'anno si svolge proprio nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Chiavari, a dire che condividiamo in senso anche ecumenico questa giornata. E poi avrà un appendice, 2 giorni dopo, al lunedì, vogliamo andare a far visita alla comunità ebraica di Genova. Abbiamo conosciuto il rabbino Giuseppe Momigliano, incontreremo lui, visiteremo la sinagoga e avremo anche occasione di conoscere qualche membro della comunità. C'è la necessità di iscriversi? Basta presentarsi quella mattina? Basta presentarsi quella mattina, si comincia alle ore 9 appunto alla Chiesa Evangelica nel corso Garibaldi 56 a Chiavari, e è possibile poi pranzare insieme, per questo sì, magari una telefonata può essere utile. E poi per il lunedì certamente raccoglieremo le adesioni, ci daremo un appuntamento al casello di Rapallo e poi con i nostri mezzi l'appuntamento è alle 19 a Genova alla sinagoga insieme col rabbino. La scuola di teologia della nostra diocesi organizza tra l'altro un corso proprio specifico sul dialogo interreligioso, segno che c'è effettivamente un interesse diffuso. Decisamente, l'anno scorso abbiamo presentato per la prima volta un corso sull'ecumenismo e la partecipazione è stata molto ampia e vivace da parte di tante persone, e allora è sembrato bello continuare questa proposta allargando questa volta il tema del corso sarà proprio il dialogo interreligioso. Viene affidata ancora alla professoressa Franca Landi della Diocesi della Spezia, con cui già collaboriamo molto. Tra l'altro, anche alla luce del recente viaggio di Papa Francesco negli Emirati Arabi, forse il Papa l'ha proprio detto di approfondire anche i contenuti della dichiarazione congiunta che ha firmato in quell'occasione, quindi è anche un tema di strettissima attualità. Certamente, sentiamo, credo ormai da più parti, il nostro Papa lo interpreta sempre in modo magistrale, quanto questo tema del dialogo, ma anche proprio l'esperienza, no, dialogica che possiamo vivere sia un'urgenza, certamente per chi crede, ma io credo per tutti gli esseri umani, quindi è un lavoro che sentiamo prezioso per crescere noi, per aprirci e per essere sempre più fedeli anche al Vangelo. Dal Libano alla Terra Santa sino al Sudafrica sono state individuate le mete dei pellegrinaggi 2019 organizzate dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Chiavari. In ogni viaggio al centro l'incontro con le comunità locali. Abbiamo intervistato il direttore dell'Ufficio Pellegrinaggi, Don Fabio Manzino. L'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Chiavari ha predisposto un programma di pellegrinaggi per il 2019. Qual è lo spirito con cui ci si mette pellegrini per scoprire nuove mete? All'inizio dell'anno abbiamo cercato, come pellegrinaggi diocesani per la Diocesi di Chiavari, di pensare anzitutto alla fonte, all'origine per cui ci muoviamo.
e subito mi è venuto in mente un inno delle lodi, che recita così: un canto nella notte nella ricerca di un volto, il volto del mistero. Ed è proprio lì, forse in una maniera anche inconsapevole, che ci muoviamo, che diciamo perché no, proviamo ad andare. Ed è così tutte le volte che noi non teniamo a bada il nostro desiderio di assoluto, di ricerca, la volontà di esplorare, di andare fino in fondo, di stare al centro della situazione per poterla conoscere, perché soltanto chi ascolta conosce e non chi è mosso da un pregiudizio. Ecco, alla luce di questo abbiamo ideato 3 pellegrinaggi al momento, probabilmente poi ne nasceranno altri. Il primo in ordine di tempo è il Libano, che sarà dall'1 all'8 di aprile. Successivamente torniamo in Terra Santa, questa volta con un percorso totalmente nuovo, affiancato alla Giordania. Andremo subito ad Amman, da lì Petra, che è subito un grande richiamo. Il Wadi Rum, con la notte sotto le stelle, nelle tende, poi attraverso Aqaba faremo anche rientro. Dopo aver conosciuto anche altre situazioni, Cerash, il Monte Nebo, faremo rientro nella Terra Santa, nella terra di Gesù, partendo dal basso, quindi salendo da Hebron, Masada e quindi Gerusalemme, Betlemme, Tel Aviv e Emmaus. Il nostro percorso poi si concluderà a fine anno, ad ottobre, con il Sudafrica, andando proprio a conoscere delle realtà, delle situazioni anche molto diverse dalle nostre, perché se dobbiamo dire qual è il cuore del nostro pellegrinaggio è proprio andare in ricerca del mistero, di sé e dell'altro, qualsiasi altro, in qualsiasi percorso egli si muova. Per quanto riguarda il primo pellegrinaggio, quello in Libano, quali sono i termini entro i quali bisogna presentare la domanda? Direi di muoversi immediatamente. Purtroppo il tempo dal punto di vista tecnico è limitatissimo. Non oltre il 28 di febbraio, quindi vi aspetto subito. Certamente il Libano è una meta che suscita delle emozioni anche come la paura, la titubanza, la perplessità. Posso sgomberare subito il campo dicendo che ci muoveremo in totale sicurezza, anzi, chiaramente. E sarà un pellegrinaggio ancor più di ricerca di una situazione ferita, visitata proprio anche dalla guerra recente, però un paese splendido, veniva chiamata la Francia, la Svizzera del Medio Oriente. Avete già definito un percorso anche di questo pellegrinaggio? Sì, certamente sì, che si muoverà non soltanto in una direzione geografica ma anche storica. Il Libano ha una profondità temporale molto alta, bella, quindi ha tanto da offrirci. A parte la bellezza naturalistica, noi siamo legati al Cantico dei Cantici, alla parola di Dio, all'incontro con le comunità presenti. È una nostra caratteristica, noi non seguiamo soltanto un programma, ma andiamo proprio a cercare delle persone, a chiedere, ad entrare in dialogo, e forse questo è l'aspetto più bello. Vediamo ora alcuni appuntamenti del fine settimana. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure proseguono nel solco del lavoro sinodale dei tavoli tematici svolto nei mesi scorsi. Sabato 23 febbraio organizzano un incontro di presentazione dei 5 tavoli di lavoro in cui Don Paolo Zanandreis, responsabile dell'ufficio della pastorale del lavoro, illustrerà i 5 temi: comunità sostenibile, comunità in rete, comunità accogliente, comunità viva, comunità giovane. Chi volesse dare il proprio contributo potrà iscriversi a fine serata, sabato, oppure la settimana successiva, segnalandolo ai parroci o segnandosi negli appositi elenchi affissi nelle chiese parrocchiali. Domenica 24 febbraio, nel calendario della visita pastorale, il Vescovo amministrerà la Cresima nella chiesa di Pontori in Val Graveglia. In serata, dalle 19 al villaggio del ragazzo di San Salvatore, si svolgerà invece l'incontro con i giovani del vicariato. Venerdì 1 marzo alle 20:45 nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna si svolgeranno i laboratori di lavoro nell'ambito del progetto Giovani e Politica organizzato dall'Ufficio Pastorale dei Giovani della Diocesi di Chiavari. Anticipiamo un appuntamento per il 9 marzo nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Novella a Rapallo. Si svolgerà la giornata di spiritualità e preghiera per le famiglie. Alle 9:30 l'accoglienza, alle 10 la preghiera e la lettura del Vangelo delle nozze di Cana, alle 10:30 la riflessione personale e il lavoro di coppia, alle 11:30 la condivisione, alle 12:30 la benedizione eucaristica. Seguirà il pranzo e la conclusione. Seguirà poi un incontro regionale delle famiglie delle diocesi della Liguria che sarà sabato 15 giugno al santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova. E siamo ora giunti in chiusura di questa puntata di Noi Chiesa.
Come abbiamo già avuto modo di dire, da lunedì riprenderà la trasmissione in diretta della Santa Messa quotidiana, trasmessa da Telepace alle 9:30, dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove in questi giorni si sono conclusi i lavori di allestimento dell'impalcatura nella parte centrale della chiesa. A questo proposito vogliamo questa sera ricordare un volontario storico della nostra emittente che ci ha lasciato proprio in queste ore. Parliamo di Bruno Luciani, che è stato uno dei primi operatori che quotidianamente ha ripreso la Santa Messa dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Insieme a lui ricordiamo anche altri 2 volontari che sono partiti per il Paradiso, Betty Copello Mazzino e Angelo Solari. Con questo servizio di ricordo concludiamo la rubrica Noi Chiesa, l'appuntamento alla settimana prossima, arrivederci. Oggi si direbbe che Bruno Luciani è stato un artista a tutto tondo, perché la passione per la musica, la fotografia, la pittura ed il teatro in lui erano una cosa sola e hanno lasciato il segno in quelli che lo hanno incontrato e gli hanno voluto bene. Nato a La Spezia il 12 dicembre del 1923, Bruno ha fatto dell'estero un lavoro, inizialmente come fotografo nell'immediato dopoguerra e poi come rappresentante per la ditta del padre, apprezzato pasticcere. Ma al di là della professione, la sua passione per l'arte, declinata secondo varie forme, non l'ho mai abbandonato. Oltre alla fotografia, la pittura, coltivata fin da ragazzo e fino alla scorsa estate, quasi 95enne. E la musica poi, l'opera innanzitutto, e il teatro, come attore nelle compagnie teatrali amatoriali della zona, con il padre prima e poi in parrocchia, sia in italiano che in genovese, con la partecipazione alle rassegne estive dell'associazione Castello de Ciavai. Fedele compagno di vita della moglie Adriana Susini, che lo ha preceduto in cielo nel 2011, Bruno ha avuto la gioia di veder nascere 2 figli, Mauro e Anna, e 3 nipoti, Federico, Alessio e Benedetta. La passione per la musica ed il teatro ha contagiato anche i suoi cari. Per Telepace Bruno Luciani è stato un amico fedele fin dagli esordi. Io avevo filmato un concertino di mio figlio in una chiesa e l'ho portata a Don Brione, che me la mandava, sapevo che c'era questa nuova edizione TV. Ho conosciuto Don Brione proprio in quella combinazione lì. E lui me l'ha mandata in onda. Dice, ma chi l'ha filmato? L'ho filmato io. Ma allora potresti fermarti da noi direttamente, diventare uno nostro operatore. E da allora mi sono fermato. Subito il contratto. Ho cominciato a essere sul curlo, gli mettevo a posto le cassette, insomma, piano piano. Per anni ha ripreso quotidianamente la messa. Quando c'era la messa del Papa, ad esempio, allora rimanevo a casa e quindi subito dicevano: mandiamo la messa di Bruno o la messa del Papa? Anche negli ultimi anni, se poteva, si faceva portare a Chiavari per le feste, per portare personalmente gli auguri al personale e ai volontari, e se la salute non glielo consentiva, lo faceva per telefono. Testimoniava così un affetto che è rimasto inalterato nel tempo.